Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Tangenti sulle forniture informatiche, indagati dalla Procura europea docenti e ricercatori in Sicilia e Napoli. L'inchiesta è legata allo scandalo che portò agli arresti domiciliari la dirigente antimafia della scuola Falcone di Palermo. Ciclone Harry e frana di Niscemi, Giuseppe Conte visita i territori colpiti. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: ci saremo anche quando i riflettori si spegneranno. Muore a 3 anni per una malformazione cardiaca dopo 10 mesi di ricovero al San Vincenzo di Taormina, all'ASP di Messina, trapianto non realizzabile. Si crede Dio e vuole aprire una finestra a casa mia per suo figlio Gesù, l'incubo di una donna di Siracusa perseguitata da un senza tetto nigeriano con problemi psichici. Accoltella la moglie durante un litigio e finge un incidente domestico. Solo in ospedale a Gela la donna si convince a raccontare la verità. Sanremo, al via stasera la Kermesse, che seguiremo anche noi con la nostra trasmissione Voci da Sanremo. Calcio, Serie C, occhi puntati sulla trasferta di domenica del Catania a Salerno, primo di 2 match lontano dal Massimino, che sono anche 2 scontri diretti. Prosegue la crisi del Siracusa in attesa della penalizzazione di giovedì, riscatto sul campo per il Trapani, che però rischia l'esclusione dal campionato. Bentrovati. Compravano telefonini e smart TV facendo la cresta sui fondi europei. La Procura ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori, manager e dipendenti di società informatiche accusati di corruzione. Sentiamo Luca Ciliberti. Compravano computer, cellulari e smart TV con i fondi europei. E questa è l'accusa della Procura europea, che ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra questi docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti delle società informatiche coinvolti nella presunta truffa. Al centro dell'inchiesta la società R-Store, secondo l'accusa, alla continua ricerca di profitto e ingolosita dalle innumerevoli opportunità derivanti dai fondi del PNRR destinati al mondo della scuola. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i PM della Procura europea, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società informatiche, ottenendo in cambio un tesoretto. Il procedimento nasce dall'indagine che nel 2023 portò agli arresti domiciliari Daniela Loverde, dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, il suo vice e la dipendente dell'azienda R-Store SPA Alessandra Conigliaro. La preside, oltre a fare la cresta sugli alimenti della mensa scolastica, faceva acquistare con fondi europei, di cui la competenza della Procura EPPO, PC e dispositivi elettronici da destinare agli alunni dal negozio della Cinigliaro, che in cambio le faceva avere telefonini e computer per sé e per i suoi familiari. È stata la dipendente dell'esercizio commerciale, con le sue rivelazioni, a consentire ai PM di allargare l'indagine e scoprire che lo stesso metodo illecito era applicato anche in alcune facoltà universitarie e scuole di Napoli. Dopo essere stato nelle zone colpite dal ciclone Harry, dunque nel messinese, pomeriggio a Niscemi per Giuseppe Conte, incontro in municipio con il sindaco, sopralluogo nella zona rossa e poi faccia a faccia con sfollati e imprenditori colpiti dalla frana. Sentiamo Geri Italia. Anche Giuseppe Conte è arrivato a Niscemi, lo fa dopo aver passato una mattinata sui luoghi del ciclone Harry. In città il leader del Movimento 5 Stelle arriva nel primo pomeriggio, prima tappa in municipio per un confronto con il sindaco Massimiliano Conti sulle misure di emergenza e sui primi interventi di messa in sicurezza. Appena fuori da Palazzo di Città si ferma anche con uno dei tanti sfollati che erano in attesa. Siamo rimasti noi senza casa, aspettiamo anche che anche lei ci dà una mano d'aiuto, questo è importante che lei oggi è qua. E speriamo che non ci abbandonate, perché Niscemi ha bisogno di voi. Io non sono venuto dai primi giorni perché avrei intralciato le operazioni di pronto intervento e di emergenza. Vengo dopo Questa è una cosa importante qualche che settimana, quando si iniziano a spegnere i riflettori, noi ci saremo sempre. Grazie. Poi il sopralluogo nell'area evacuata, edifici lesionati, strade interdette, famiglie che attendono risposte sui tempi di rientro e sulla ricostruzione, un impegno diretto con chi ha perso la casa. Molti però temono che i fondi finora stanziati non siano sufficienti. È veramente urgente che ci sia l'assunzione massima di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, ci sia massima collaborazione. Non solo per i ristori immediati, c'è un primo stanziamento, credo che non basterà, bisogna già pensare, perché molte qui non si tratta qui di perdite subite, qui si tratta di
costruire nuove abitazioni, di andare ad abitare altrove, di costruire nuove attività, quindi di ripartire completamente, perché è una prospettiva che non è solo quella di chi ha subito un danno, è una prospettiva di chi deve ricostruire, quindi occorrono molti stanziamenti. Al Palasport invece l'incontro con gli sfollati e gli imprenditori rimasti senza attività. Sul tavolo la richiesta di risorse aggiuntive e di un piano strutturale per la sicurezza del territorio. Per Niscemi intanto la partita resta aperta tra emergenza, ricostruzione e il rischio che passata l'attenzione mediatica restino solo macerie e attese. Un bimbo di 3 anni è morto all'ospedale di Taormina dopo un ricovero di 10 mesi. Adesso ci sono 15 indagati nell'inchiesta aperta alla Procura di Messina. L'ASP però chiarisce non si poteva fare il trapianto. Francesco Triolo. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel registro degli indagati sono stati iscritti come atto dovuto oltre 15 sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura il piccolo durante 10 mesi di degenza. La famiglia ha presentato un esposto ed è assistita dall'avvocato Antonio Cozza di Perugia. Nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia che dovrà chiarire se il decesso sia riconducibile esclusivamente alla gravità del quadro clinico iniziale e alle complicanze sopraggiunte, oppure se vi siano state eventuali criticità nel percorso diagnostico e terapeutico. Secondo quanto riferito dal legale dei genitori, il bambino si era presentato il 1 aprile 2025 in un ospedale di Catania con uno scompenso cardiorespiratorio legato ad una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. Trasferito a Taormina il 2 aprile era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Da allora il ricovero si era protratto sino al 17 febbraio quando il cuore del piccolo ha cessato di battere. Relativamente al trapianto cardiaco, la strategia è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati a tale procedura, Bambin Gesù di Roma, il Sant'Orsola di Bologna e l'Università di Padova, cui il bambino è stato riferito per accedere al programma di trapianto cardiaco e che tali istituzioni, unanimemente, abbiano considerato tale opzione non realizzabile. Da mesi perseguitata da un senza tetto che dice di essere Dio e vuole creare una finestra nell'abitazione della sua casa. La donna, che si è rivolta al nostro TG, ha dovuto anche trasferirsi, ma nonostante i numerosi interventi delle forze dell'ordine, l'uomo con problemi psichici è ancora in giro. Francesco Aloi. Ho preso questa decisione drastica che sto vivendo come una resa, cioè quella di andare via di casa perché non mi sento più al sicuro dentro casa mia. Così Rossana ha dovuto prendere questa decisione. Tutto perché da qualche mese è nel mirino di un uomo nigeriano senza fissa dimora che dice di essere Dio. Ha puntato la mia casa, convinto che qui ci viva suo figlio Gesù e lui deve ripristinare una finestra nella parete per permettere a questo figlio di affacciarsi da lì. Naturalmente si tratta di una persona con evidenti problemi psichici che nonostante tutto è ancora in giro. Le foto dell'abitazione le ha pubblicate anche sul suo profilo Facebook, ma il caso più eclatante è questo. Il pomeriggio in pieno sole ha con un cacciavite tentato di sfondare la parete esterna dell'edificio, ma è stato fermato perché sono arrivati subito le volanti. Un TSO fatto qualche giorno prima e poi un ricovero ospedaliero di oltre un mese, ma nulla è cambiato. Continua a bivaccare sempre qui, nella zona di Piazzale Marconi. Se dell'ordine mi hanno detto che loro prontamente arriveranno ogni qualvolta io ne avrò bisogno e nel frattempo si stanno impegnando a cercare una struttura che possa accogliere questa persona, struttura che al momento non viene fuori. Accoltella la moglie dopo l'ennesima lite, facendo passare le ferite per un incidente domestico. Solo quando è in ospedale la donna si decide a raccontare la verità. Desiree Ferlito. Sangue sul pavimento, stanze a soqquadro e una versione che non convince. Dietro quello che doveva sembrare un incidente domestico, secondo gli investigatori si nascondeva un accoltellamento nei confronti della moglie. E l'accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Gela a un 39enne, già ai domiciliari per altri reati, arrestato dai carabinieri con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un sospetto accoltellamento tra le mura domestiche. In un primo momento i coniugi avrebbero parlato di un incidente, ma i dubbi degli investigatori hanno portato a un sopralluogo nell'abitazione.
Qui, secondo la procura, sono emerse tracce di sangue diffuse, segni evidenti di colluttazione e ambienti completamente messi a soqquadro, oltre a un clima particolarmente teso. Una volta messa in sicurezza e lontana dal marito, la donna avrebbe trovato il coraggio di raccontare anni di violenze fisiche e psicologiche, iniziate già nel 2023. La vittima ha formalizzato la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minorenni. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. A Paternò sequestrati 8.000 litri di gasolio contaminato, mescolato ad acqua e contenuto in cisterne interrate in un distributore. La confisca in seguito alle segnalazioni di automobilisti che avevano riscontrato gravi danni ai veicoli dopo il rifornimento. I gestori dell'impianto sono stati denunciati per frode in commercio. Ad Agrigento si apre il sipario sul mandorlo in fiore, un'edizione che guarda al mondo e parla di pace. Davide Sardo. Si accende il cuore di Agrigento e il mandorlo in fiore comincia a prendere forma. Al Teatro Pirandello è andato in scena lo spettacolo Canto di Cori, serata che ha anticipato contenuti e novità dell'edizione 2026. Un appuntamento ormai atteso che segna simbolicamente l'ingresso della città nel suo periodo più identitario. Sul palco si sono esibite diverse realtà artistiche del territorio, tra musica, voci e grandi interpretazioni che hanno attraversato la tradizione siciliana e brani senza tempo. Un momento di forte partecipazione e coinvolgimento. Al centro della 78esima edizione il tema Tradizioni di pace, un messaggio chiaro rilanciato anche dal sindaco Francesco Miccichè in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali. La sagra vuole essere ancora una volta spazio di dialogo e fratellanza tra i popoli. Dal 7 al 15 marzo un programma ricco. L'accensione al Triplo dell'Amicizia, al Tempio della Concordia con uno spettacolo di droni, la serata dedicata alle donne, lo Street Folk Fest, gli eventi per i bambini, la fiaccolata ed il Festival Internazionale del Folklore fino alla consegna del Tempio d'Oro. Agrigento è pronta, il mandorlo in fiore ha già iniziato il suo cammino. Adesso una breve pausa e poi parleremo di Sanremo. A tra poco. Prima serata del Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston si esibiranno i 30 artisti in gara. Ai nostri microfoni J-Ax, che torna con il brano Italia Starter Pack, una canzone ironica dedicata agli stranieri che vengono nel nostro paese. Sentiamolo. Italia Starter Pack, questa canzone che porti al Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston, un ritorno questa volta da solista. Sì, ho voluto fare un servizio pubblico per tutti gli stranieri che si immaginano l'Italia come nel film Mangia, prega, sai quelle robe lì dove c'è una signora di mezza età che viene nelle colline toscane e si innamora di un'Italia che hanno in testa solo loro, e ho detto questo è il pacchetto che vi serve per avere a che fare con noi italiani. Mentre scrivevi questa canzone con Andrea Bonomo hai pensato subito questa è da Festival di Sanremo, perché? No, l'ha pensato Andrea Bonomo, e ho detto ma sei matto? No, è giusto, c'aveva ragione lui. E a Sanremo non solo musica ma anche buona cucina, e quella siciliana è rappresentata anche da diverse chef stellate che abbiamo incontrato. Di fame qui non si muore, lo vedete, perché sono circondata dalle chef siciliane che sono le artefici di ciò che si mangia qui a casa Sanremo, tutte siciliane della provincia di Palermo e Agrigento. Ben trovata. Grazie, ben ritrovata a lei. Allora, com'è nata questa cosa? Cioè, com'è che solo chef siciliane? No, noi rappresentiamo la Sicilia e le province della Sicilia, almeno dalla nostra parte. Nasce dal nazionale, dalla FIC della nazionale, dal compartimento Lady Chef, capitanato dalla Alessandra Baruzzi, che ci ha coinvolto già da qualche anno, da circa l'anno del Covid, e quindi a turno veniamo tutte le regioni, tutte le province a supportare le cucine di Casa Sanremo. Ecco, però fate la cucina regionale, cioè ciascuno per la propria regione, quindi voi proponete dei piatti tipici della regione oppure no, dovete spaziare? No, allora noi siamo di sostegno alla cucina di Gambero Rosso
e quindi troviamo già il menù loro stabilito e noi ci affianchiamo a loro. Per noi è una grande crescita. Però ci sarà un piatto siciliano che avete cucinato per il pubblico, no? Negli anni passati sì, perché prima forse era, organizzato in modo diverso, quindi durante i giorni di Casa Sanremo ci alternavamo le regioni, quindi poteva capitare un giorno si mangiasse sardo, un giorno si mangiasse siciliano, un giorno il piatto più apprezzato della nostra cucina. Sono i cavatelli al forno, la siciliana, la caponata, la cassata, i cannoli, le arancine. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, occhi puntati sulla trasferta di domenica del Catania a Salerno, primo di 2 match lontano dal Massimino, che sono anche 2 scontri diretti. Francesco Triolo. Ufficialmente una giornata di riposo, così come è stata quella di ieri, ma i giocatori del Catania hanno ben consapevole l'importanza delle prossime 2 gare, 2 trasferte, 2 scontri al vertice che possono indirizzare il campionato rosso-azzurro. Così in tanti si sono comunque recati al Massimino, terapie, un po' di palestra, qualche movimento, insomma cresce l'attesa e molti vorrebbero già essere in campo all'Arechi. Toscano comincerà a fare sul serio nella preparazione della partita da domani. Ci sono un paio di situazioni da attenzionare legate alle condizioni di alcuni giocatori. Forte e Caturati in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. C'è Rolfini che può giocare come punta avanzata ed è pronto a farlo sia a Salerno che a Benevento. C'è Lunetta o Bruzzariti che possono affiancare proprio Rolfini in attacco. A Salerno il Catania troverà un ambientino surriscaldato da un campionato che non sta andando come realmente auspicato. La panchina di Peppe Raffaele è saltata, al suo posto è stato chiamato Serse Cosmi, che non allena ormai da 4 anni. Una situazione non facile da decifrare e che il Catania dovrà affrontare con l'obiettivo di non perdere terreno dal Benevento alla vigilia proprio dello scontro diretto. A Salerno manca solo l'ufficialità, vigerà il divieto di vendita per i tifosi residenti in Sicilia e quelli non residenti devono essere fidelizzati con la tessera del tifoso del Catania. Il momento è importante, come in tutti i momenti importanti per i colori rossazzurri, Telecolor c'è. Lo scontro diretto con la Salernitana verrà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro. La sfida con il Granata sarà raccontata come sempre a 360 gradi alla nostra redazione sportiva, tra studio ed inviati sul campo. Appuntamento alle 13:30 per una versione extra large di diretta stadio. Prosegue la crisi del Siracusa in attesa della penalizzazione di giovedì, riscatto sul campo per il Trapani che però rischia l'esclusione dal campionato. Sergio Colosi. Il destino di Siracusa e Trapani appare segnato, ben oltre risultati e prestazioni, vittorie e sconfitte. Ci sono 2 date già fissate che possono diventare determinanti. Giovedì il Tribunale Federale Nazionale toglierà al Siracusa 6 punti per i mancati versamenti del secondo bimestre, cui a fine marzo si aggiungerà una seconda penalizzazione di 2 o 3 punti per gli inadempimenti dello scorso metà febbraio relativi alla finestra novembre-dicembre. Per l'ultimo posto in classifica è solo questione di ore. Turati fa il massimo, la squadra si impegna, ma sulle 6 sconfitte e 2 pareggi in 8 incontri incidono la grave crisi societaria e il conseguente mercato di gennaio. Prossima gara domenica al De Simone con la Casertana. Il 9 marzo è un appuntamento chiave per il Trapani, che potrebbe essere escluso in corsa dal campionato di Serie C per la recidività di mancati pagamenti, come avvenuto la scorsa stagione con Turris e Taranto. La squadra è tornata a vincere con la Cavese. Sabato prossimo ospiterà ancora al provinciale l'Atalanta Under 23, ma tra rimpianti e amarezze tutto rischia di essere vanificato in un'aula di tribunale. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.